È solo un club. Questa sera vi devo parlare del grandissimo Aurelio Fierro. Aurelio Fierro nacque a Montella nel 1923 ed è mancato all'affetto dei cari nel 2005. Il suo debutto avvenne nel 1951, quando vinse un concorso di voci nuove. Tutto questo gli fece consentire di firmare un contratto con la Durium. Nel 1952 vinse con il brano Rose, poveri rose, il primo festival di Castellammare di Stabia. Poi questa grande passione per la musica gli fece abbandonare del tutto il suo mestiere, che era quello dell'ingegnere. Ancora scrisse e cantò la grandissima canzone che tutti quanti ricorderete, Scapricciatiello. Poi in seguito venne la celebre Lazzarella, scritta da Domenico Modugno e che divenne anche un grande successo cinematografico. E il nostro Aurelio partecipò veramente a tantissimi festival di Sanremo, 1958, 1959, 1961, per arrivare poi al 1964. Partecipò anche a diverse edizioni del Festival di Napoli, del quale ha vinto, pensate, 5 edizioni. E i suoi capolavori veramente hanno oltrepassato gli oceani, anzi, veramente in tutto il mondo conoscono il nostro Aurelio, in USA, in Canada, in Europa, in Giappone, e la sua canzone Guaglione fu cantata addirittura dalla grande Dalida nella versione francese di Bambino. Ancora presentò a un festival di Napoli insieme con Giorgio Gaber una canzone straordinaria che è rimasta nel cuore di tutti, A Pizza, che pensate che però non è stata scritta qui a Napoli, bensì è stata scritta in quel di Milano. Siamo arrivati al momento della discografia, che portò un artista a livello internazionale, il grande Peppino Gagliardi, il quale voglio salutare con un grande e caloroso applauso da parte del pubblico. Poi si dedicò alla cucina, un grande ristorante a Calzoncella che adesso è un vero e proprio museo dedicato proprio al grandissimo Aurelio. Anzi, colgo l'occasione per salutare una grande donna, perché dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, Marisella Fierro. Ciao Marisella, ti vogliamo tutti un grande bene. La canzone che canterò questa sera è stata cantata dal nostro grande maestro Aurelio Fierro e parla di due innamorati che escogitano qualcosa di particolare per fare cosa? Per incontrarsi ed amoreggiare. Carmela una bambola e fa amore con me, ma mamma è terribile, non mi vuoi far vedere. Allora ci ho trovato, un bello ritrovato, Carmela fa sonnambula per me venire a trovare. E fa scema mamma, e qua scusa che non sonnambula, che sta bambola non è che fa. Sera per coppa all'asta che viene alla luna già passeggia, ma ballasta che ci sto io e le dico sto capo a te, che a sonnambola che non bambola fa sonnambola abbraccia a me. Oh vado un arcangelo, ma ti spiettano un po', le sono antipatica e marita no, ma a me che me ne importa, i tengo aperta porta, Carmela come al solito mi viene a congiurare e fa scema papà, e qua scusa che non sonnambola, che sta bambola